Preghiera, cultura, spiritualità, fede, emozione e commozione sono stati solo alcuni degli elementi che hanno caratterizzato un evento che ha polarizzato l'attenzione dei fedeli che hanno riempito in ogni angolo, già dalle prime ore del pomeriggio, il santuario della Dolorata di Agrigento per l'arrivo della reliquia delle sacre spine che furono conficcate sul capo di Gesù Cristo durante la sua salita al Monte Calvario. È arrivata da Sciacca, dove è custodita da Don Pasqualino Barone, per l'occasione venuto in città. Un evento voluto dall'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, il cui superiore Alfonso Cutaia è immediatamente accolto dal parroco del santuario Don Lillo Argento. Serata ad altissimo potenziale spirituale, mistico ed emotivo, sviluppatosi in diversi momenti, dall'ingresso della reliquia in chiesa e fino al saluto che i fedeli le hanno dato tramite un bacio o un inchino. Momento di alto valore culturale, del quale religiosità e ricerca storica sono state raccontate attraverso un docufilm che si è giovato di immagini bellissime e musiche inedite composte appositamente da Alfonso Di Rosa. Il filmato ha raccontato tutta la storia del frammento sacro, del lavoro di indagine attenta svolto da studiosi e appassionati per risalirne all'autenticità, del culto intorno alla stessa sviluppatosi, dei protagonisti di questa straordinaria storia del libro di Vincenzo Mandracchia che ne narra il lavoro di indagine e della passione con cui Don Pasqualino Barone ha alimentato il culto, dipanato il mistero e con la sua viva testimonianza ne ha incrementato la devozione. Tutto è stato concepito con attenzione massima ai particolari e la presenza del coro Santa Cecilia, realtà di chiara fama internazionale, ha fatto in modo che le esibizioni cantate si incastonassero in maniera perfetta nella solennità della celebrazione religiosa, già a partire da quel Populus Meo in cui Gesù Cristo chiede al suo popolo cosa ti ho fatto, passando per Ave Verum di Mozart, il Crucem Tuam, lo Stabat Mater, Parce Domine, per poi concludere con un messaggio di grande speranza lanciato attraverso il Sicut Cervus e il finale Dona Nobis Pacem. In chiusura, il superiore dell'Arciconfraternita, Alfonso Cutaia, ha consegnato riconoscimenti a quanti si sono distinti con varie motivazioni per il supporto dato all'evento. La reliquia è rientrata nella stessa serata a Sciacca, dove è custodita nella chiesa di San Michele Arcangelo.